In promozione l'Empedoclina, dopo la vittoria di domenica scorsa con il Casteltermini, sale al secondo posto, mentre l'Unitas Sciacca si piazza a centro classifica con i primi 3 punti stagionali. Il prossimo turno la Gattopardo ospita il Partinico Audace, il Camarat sarà di scena all'Ercara, ritorna in casa il Casteltermini con il Casteldaccia, lo Sciacca gioca a porte chiuse a Bagheria, mentre l'Empedoclina giocherà all'Ascari. Parte domenica prossima anche il campionato di prima categoria, all'insegna di alcuni derby agrigentini. Sono infatti in programma Gemini Atletico Favara e Raffadali Libertas, mentre il Ravanusa riceve al Saraceno il Branciforti, gara che verrà anticipata a questo sabato. E concludiamo con una notizia di seconda categoria. Dopo 13 anni la società calcistica del Montallegro ritorna in seconda categoria. La squadra agrigentina, che la scorsa stagione ha militato in terza categoria, sfiorando la promozione diretta, subentra al Brothers Casa Amica. Si chiamerà Atletico Montallegro. Il neopresidente è Giuseppe Curallo, il vicepresidente Calogero Galvano, segretario Stefano Iacono, allenatore Agostino Guccione, mentre il DS sarà Giuseppe Galvano. Grande euforia nel piccolo centro agrigentino che sta allestendo un organico di tutto rispetto.